dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Nostra Signora di Lourdes, Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Madonna delle Grazie, prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, prega per noi. San Luigi Orione, prega per noi. Nel quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna delle Grazie, Pregate per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel quinto mistero doloroso Gesù crocifisso muore in croce.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria. La sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente Che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi.
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce all'autore della grazia e fosse di mondo singolare associata all'opera della redenzione. Per la potenza della sua preghiera, donaci l'abbondanza della tua grazia e guidaci alla porta della salvezza. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: Metti la mano sotto la mia coscia, e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: Se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: Guardati dal ricondurre là mio figlio, il Signore, Dio del cielo e della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, e che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questa terra. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Dopo molto tempo Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi. Abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: È il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Chi può narrare le prodezze del Signore? Può far risuonare tutta la sua lode? Rendete grazie al Signore perché è buono. Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. Rendete grazie al Signore perché è buono. Visitami con la tua salvezza, perché io veda il bene dei tuoi eletti, gioisca della gioia del tuo popolo, mi vanti della tua eredità. Rendete grazie al Signore perché è buono. Alleluia, alleluia. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia, alleluia,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dall'Evangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericordia io voglio e non sacrificio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Signore di spighe in dori, i nostri terreni ubertosi, mentre le miniere di grappoli gustosi, salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni elargiti. E Padre ringraziamo, salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del tuo Spirito, trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istitutio della Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte perenne di ogni grazia e benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Cristo
per Gesù Cristo tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, tutto fatto l'uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dal Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistati un popolo santo e gli stesse le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questa donna con l'effusione dello tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il mio calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione alla corpo e alla sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammertili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aure parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre Dio, suo sposo San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati
sapienza del Vangelo osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto del tuo misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione state seduti, fan passare i volontari. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla santissima vostra presenza, prostrato, vi prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza e di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offendervi, mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le vostre 5 piaghe, cominciando da ciò che disse di voi, o mio Gesù, il santo profeta Davide. Hanno trapassato le mie mani ed i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Michele. Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Preghiamo. O Padre, che ci hai ristorati alle esigenze della vita, concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia io voglio e non sacrifici. L'affermazione «io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori» può trarre in inganno se non ci si sente peccatori. Infatti, non lo è la messa o le preghiere quotidiane a darci la condizione della confermazione in grazia, cioè uno stato spirituale impeccabile. Chi sono i giusti secondo il Signore? Quanti lo seguono nel cammino di fede? È vero, ma non basta. Per esempio, i farisei, fedeli osservatori della legge, non univano ai sacrifici degli animali nel Tempio il profumo soave della carità verso il prossimo e dell'amore a Dio.
Non possiamo accontentarci della messa festiva e delle preghiere giornaliere. Gesù si è donato infinitamente ad ognuno di noi. Diventare giusti è un percorso giornaliero di lotte spirituali, innanzitutto contro il proprio orgoglio, poi contro Satana e la corruzione del mondo. Una lotta che arreca amarezze perché si cade spesso, ma non deve apportare abbattimenti per non rimanere schiacciati dallo spirito dei diavoli che infondono tristezza, dubbi e sconforto. La confessione è l'unica medicina per uscire da questo tunnel diabolico. La debolezza spirituale porta spesso all'erronea convinzione di essere giusti, di agire nella verità, di fare tutto bene. La mancata conoscenza personale gioca brutti scherzi ed è questa mancanza interiore a fare esplodere comportamenti sopra le righe e azioni sbagliate. Probabilmente anche nell'errore la persona si convince di avere fatto la cosa migliore. Non è una situazione edificante questa, non è mai stato intelligente vivere intenzionalmente nell'inganno. La causa è la debolezza interiore. La persona che sbaglia non comprende i suoi errori e persevera nelle convinzioni sbagliate. Però i suoi peccati necessitano dell'assoluzione sacramentale del sacerdote. Raggiungere la definizione di giusti davanti a Dio è una condizione impagabile. Non c'è ricchezza più grande, non c'è nulla di paragonabile alla buona considerazione che Dio ha verso una persona. Gli uomini potenti e le persone che si conoscono non sono giusti se non osservano la parola di Dio. Non dovete rallegrarvi se un familiare o un amico vi considera giusti, anche se questa stima va bene, ma bisogna ricercare il buon giudizio di Dio. A cosa serve a una persona ricevere onori e incensi dall'umanità se poi Dio la vomita? Le esigenze variano come i comportamenti. I giusti amano essere sempre onesti, imparziali, sinceri, senza pregiudizi. È possibile raggiungere questa condizione? Sì, anzi è facile diventare giusti se si desidera con decisione e verità. La buona volontà alimentata dall'amore a Gesù è determinante. La debolezza deve essere vinta dai sacramenti e dalla preghiera, le dissipazioni dai buoni propositi. La pigrizia spirituale dal fervore che non si alimenta da solo, ma con la meditazione giornaliera del Vangelo e delle parole di verità. I giusti sono diversi dai peccatori, hanno già deciso di seguire Gesù e si sforzano ogni giorno di praticare le mortificazioni che nascono dall'amore. Ma i giusti in passato forse vivevano in una condizione di peccato non confessato, quindi quelli che sono considerati oggi peccatori, domani potranno convertirsi e vivere nella verità del Vangelo. Gesù è venuto a salvare ciò che è perduto. I peccatori lo sono se rimangono in questo stato. Noi dobbiamo pregare ogni giorno per la loro conversione. Offriamo penitenze, digiuni e atti di amore per chiedere la conversione dei familiari, dei conoscenti e dell'umanità. Amen. Buona preghiera a tutti. Recitiamo l'atto di riparazione insegnato dall'angelo veggente di Fatima per riparare tutti i sacrilegi eucaristici. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro.
lo hai irradiato con la tua luce divina ed attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami e convertimi, perché io possa sempre e dovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario uniti alla cordata spirituale, secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria a Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per il Gloria al Padre, che io intreccio in una corona e che presento intercedendo per voi davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del Rosario rappresentano le preghiere della vostra vita offerte a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, infermi e tribulati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti e le suore di Elescorial, per le suore di Santa Rita, le suore di Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo alla Vergine Santissima
affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo, e tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signora, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Madonna delle Grazie, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Madonna delle Grazie, Prega per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel terzo mistero doloroso Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Madonna delle Grazie, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna di Lourdes, Prega per noi. Madonna delle Grazie, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi, per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel quinto mistero doloroso Gesù è crocifisso alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Madonna delle Grazie, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Recitiamo una decina in suffragio delle anime del Purgatorio. Nel terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna del suffragio, prega per loro. San Giuseppe, prega per loro. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dio ti saluto, Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluto, Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluto, Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa, per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me,
che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie dell'ordine domenicano. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, speranza dei miseri e dolce consolazione degli afflitti. Prega per noi. Santa Maria, Madre di Cristo Santissima. Prega per noi. Santa Maria, Vergine Madre di Dio. Prega per noi. Santa Maria, Madre intatta. Prega per noi. Santa Maria, Madre inviolata. Prega per noi. Santa Maria, Vergine delle Vergini. Prega per noi. Santa Maria, ripiena della grazia di Dio. Prega per noi. Santa Maria, figlia dell'Eterno Re. Prega per noi. Santa Maria del Cristo, Madre Sposa. Prega per noi. Santa Maria, Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Santa Maria, Regina dei Cieli. Prega per noi. Santa Maria, Signora degli Angeli. Prega per noi. Santa Maria, Nuova Madre. Prega per noi. Santa Maria, Scala di Dio. Prega per noi. Santa Maria, Porta del Paradiso. Prega per noi. Santa Maria, nostra Madre Signora. Prega per noi. Santa Maria, nostra vera speranza. Prega per noi. Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti. Prega per noi. Santa Maria, carità perfetta verso Dio. Prega per noi. Santa Maria, nostra sovrana. Prega per noi. Santa Maria, fonte di dolcezza. Prega per noi. Santa Maria, Madre di misericordia. Prega per noi. Santa Maria, Madre del Principe Eterno. Prega per noi. Santa Maria, Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Santa Maria, Madre della vera fede. Prega per noi. Santa Maria, nostra risurrezione. Prega per noi. Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova. Prega per noi. Santa Maria, che generi l'eterna luce. Prega per noi. Santa Maria, che sostieni colui che tutto sostiene. Prega per noi. Santa Maria, gemma della divina incarnazione. Prega per noi. Santa Maria, depositaria del tesoro celeste. Prega per noi. Santa Maria, che generi il creatore di ogni cosa. Prega per noi. Santa Maria, mistero del consiglio celeste. Prega per noi. Santa Maria, nostra vera salvezza. Prega per noi. Santa Maria, tesoro dei fedeli. Prega per noi. Santa Maria, bellissima Signora. Prega per noi. Santa Maria, iride piena di gioia. Prega per noi. Santa Maria, Madre del vero Gaudio. Prega per noi. Santa Maria, nostra via al Signore. Prega per noi. Santa Maria, nostra avvocata. Prega per noi. Santa Maria, fulgidissima stella del cielo. Prega per noi. Santa Maria, più splendente della luna. Prega per noi. Santa Maria, che superi il chiarore del sole. Prega per noi. Santa Maria, Madre del Dio eterno. Prega per noi. Santa Maria, che dissipi le tenebre della notte eterna. Prega per noi. Santa Maria, che cancelli la sentenza della nostra condanna. Prega per noi. Santa Maria, fonte della vera sapienza. Prega per noi. Santa Maria, luce della retta scienza. Prega per noi. Santa Maria, nostra inestimabile gioia. Prega per noi. Santa Maria, nostra ricompensa. Prega per noi. Santa Maria, desiderio della patria celeste. Prega per noi. Santa Maria, specchio della divina contemplazione. Prega per noi. Santa Maria, più beata di tutti i beati. Prega per noi.
Santa Maria, d'ogni lode degnissima. prega per noi. Santa Maria, clementissima Signora. Prega per noi. Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono. Prega per noi. Santa Maria, piena di tenerezza. Prega per noi. Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza. Prega per noi. Santa Maria, bellezza degli angeli. Prega per noi. Santa Maria, fiore dei patriarchi. Prega per noi. Santa Maria, umiltà dei profeti. Prega per noi. Santa Maria, tesoro degli apostoli. Prega per noi. Santa Maria, lode dei martiri. Prega per noi. Santa Maria, gloria dei sacerdoti. Prega per noi. Santa Maria, onore delle vergini. Prega per noi. Santa Maria, giglio di castità. Prega per noi. Santa Maria, benedetta fra tutte le donne. Prega per noi. Santa Maria, riscatto di tutti gli erranti. Prega per noi. Santa Maria, lode di tutti i giusti. Prega per noi. Santa Maria, che conosci i segreti di Dio. Prega per noi. Santa Maria, più santa di tutte le donne. Prega per noi. Santa Maria, nobilissima Signora. Prega per noi. Santa Maria, gemma dello sposo celeste. Prega per noi. Santa Maria, abitazione di Cristo. Prega per noi. Santa Maria, Vergine Immacolata. Prega per noi. Santa Maria, Tempio del Signore. Prega per noi. Santa Maria, Gloria di Gerusalemme. Prega per noi. Santa Maria, Letizia di Israele. Prega per noi. Santa Maria, Figlia di Dio. Prega per noi. Santa Maria, amatissima sposa di Cristo. Prega per noi. Santa Maria, Stella del mare. Prega per noi. Santa Maria, che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro per illuminare e liberare noi peccatori. Prega per noi. Santa Maria, diadema sul capo del sommo Re. Prega per noi. Santa Maria, d'ogni onore degnissima. Prega per noi. Santa Maria, merito del Re Celeste. Prega per noi. Santa Maria, porta della vita celeste. Prega per noi. Santa Maria, porta chiusa e aperta. Prega per noi. Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore. Prega per noi. Santa Maria, rosa che mai sfiorisce. Prega per noi. Santa Maria, d'ogni cosa più pura, più preziosa. Prega per noi. Santa Maria, più desiderabile d'ogni tesoro. Prega per noi. Santa Maria, più sublime del cielo. Prega per noi. Santa Maria, più candida degli angeli. Prega per noi. Santa Maria, letizia degli arcangeli. Prega per noi. Santa Maria, esultanza di tutti i santi. Prega per noi. Santa Maria, onore, lode, gloria e fiducia nostra. Prega per noi. Figlia di Dio, Maria. Guardaci. Figlia di Gioacchino, Maria. Amaci. Figlia di Anna, Maria. Prendici. Agnella di Dio, tu porta della speranza. Portaci al Figlio. Agnella di Dio, congiungici a Lui. Virginale Giglio. Agnella di Dio, dona il regno del riposo. Dopo l'esilio. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Fammi degno di lodarti, Vergine Santa. Dammi la forza contro i tuoi nemici. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido giunga a te. Preghiamo. Ti chiediamo, Signore, per intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio, Maria, e per quella di tutti i tuoi santi, di difendere la nostra casa e famiglia da ogni avversità e proteggerci con clemenza dalle insidie dei nemici, per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anime e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso.
Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù e Maria vi amo. Salvate anime. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera della diretta delle ore 20:30 per la messa di guarigione e liberazione. Buona giornata.